Detto fatto, esecutivo azzerato, il presidente della provincia regionale di Agrigento questa mattina ha mandato a casa i suoi assessori. Anche Valentina Palumbo, arrivata appena una settimana fa, si è fatta le valigie. Per la verità qualcuno lo avrebbe voluto salvare, ma per non fare un torto a nessuno Eugenio Dorsi ha deciso di lasciare perdere con gli sconti. E così oggi l'ente, il cui destino è ormai segnato dalla sentenza di morte decretata dalla regione, si trova senza giunta, ma a questo punto la domanda nasce spontanea. Da dove nasce, a 2 mesi dalla conclusione del mandato, la necessità di azzerare la giunta? Nasce da considerazioni importanti. Io non ho ancora abdicato sulla questione dell'aeroporto. L'aeroporto si chiude perché un grande sindaco di Licata, che vive in maniera umorale le amicizie, che nulla ha a che fare con le attività programmatiche, non si è deciso di portare in consiglio comunale, cioè al commissario straordinario dottor Terranova, la delibera per l'esproprio dei terreni. Ora, se noi abbiamo superato tutto quello che ci diceva l'ENAC, tutto quello che ci diceva il governo regionale, tutto quello che ci dice il governo nazionale, non vogliamo soldi né dal governo regionale né dal governo nazionale, vogliamo fare l'aeroporto con i soldi dei privati, abbiamo i pareri tecnici sia della regione sia dell'ENAC, arriva un sindaco che per mera e sostanziale pubblicità politica, preoccupandosi nella prossima candidatura di non poter avere il supporto di questi agricoltori che si sono movimentati già dall'inizio, cosa fa? Si inventa di spostare l'hangar da una parte all'altra. Ma su questa vicenda che c'entrano allora gli assessori? Gli assessori c'entrano nel momento in cui non danno quel contributo che io mi aspetto. Nessuno può sentirsi in scadenza. Noi abbiamo il mandato fino al 30 giugno, fino al 30 giugno dobbiamo avere l'onere e l'onore di rappresentare il nostro territorio con le nostre peculiarità, con le nostre potenzialità e soprattutto con la nostra intelligenza. Nel momento in cui aspettiamo soltanto il momento che il signor Crocetta ci caccia per mettere qualche suo amico a commissario della provincia, vedo che c'è questo rilassamento muscolare, se vuole un rilassamento anche mentale, ho bisogno di dare un input. Se dovesse optare per un rimpasto degli attuali assessori, qualcuno sarà confermato? No, ma io potrei confermare tutti perché sono tutte persone di indegerrima moralità, di capacità, non sarebbero diventati i miei assessori, però questo non lo posso dire perché può anche darsi che non confermi nessuno e che mi goda la vicinanza della provincia da solo, contestualmente con i miei dirigenti e i miei funzionari.